Via Livello a Ponzano Veneto, una strada alternativa per raggiungere Treviso, percorsa da numerosi mezzi che troppo spesso accusano i residenti non rispettano i limiti. Anch'io ho avuto modo una volta di frenare improvvisamente perché veniva avanti una macchina e dovevamo incrociare. Lungo la strada all'asilo parrocchiale, dove arrivano almeno 2 volte al giorno le mamme con i loro bambini, le prime a chiedere dei dissuasori di velocità perché le auto rallentino, almeno all'altezza della scuola. Certo chi corre, io che devo entrare è pericoloso. Ma i fioi che sia, non capisco, perché qua i corre non rispetta nessun limite. Bisognerebbe controllare la zona, mi credo piuttosto. Siccome i corri un po' dappertutto. Altro comune, altra strada pericolosa, qui siamo a Lanzago di Silea, il tratto sotto accusa è quello all'altezza dell'incrocio tra la Callalta e la Postumia. Questo incrocio qua è pericolosissimo, che vengono giù dalla tangenziale a oltre 80-90 all'ora e chi si mette da Lanzago sulla sinistra per andare verso Olmi rischia parecchio ogni volta. Le auto che provengono da Lanzago e si mettono sulla Postumia in direzione Olmi rischiano, spiegano i residenti, di essere centrate dai mezzi che ad alta velocità escono dalla tangenziale. Spesso e volentieri sento le frenate e qualche volta anche il colpo, causa di quell'incrocio qua. La soluzione la individuano gli stessi cittadini. Il spazio c'è, una rotatoria, così frenavano quelli che vengono giù dalla tangenziale, perché sono quelli pericolosi.